insomma il successo cosa ti toglie ma molto ti dà. Da questa parte chi doveva fare la domanda? Ok, è già fatta, mi aiuti a scegliere? Grazie mille. Siete pronti a cantare? Siamo quasi pronti a cantare, però Luca, io ho promesso a queste ragazze la possibilità di fare ancora qualche domanda. Dimmi. Volevo chiederti che significato ha la canzone Forse Forse. La canzone Forse Forse, che cosa vuoi trasmettere con questa canzone? Il significato, ma non il significato del brano, cosa ha significato per me? È l'introduzione al mondo della musica, quindi il mio bigliettino da visita per la discografia italiana, quindi è importantissima, come è stata importante Vai con Scialla, è importante Forse Forse con l'album Vai e come è importante l'Infinito per il prossimo album. Ecco, tra l'altro tu sei stato impegnatissimo dopo Amici, una tua tournée personale, il tour di Amici, il film, la sala registrazione, insomma nel tempo libero? Il tempo libero non c'è stato. Non c'è stato? No. Te lo conserviamo noi tutto questo. Chi deve fare la domanda? Vieni tesoro, dai. Luca, stasera vuoi uscire con me? Però io chiedo, chi altro vorrebbe uscire stasera con Luca? È molto difficile. E poi c'è Allora, lei che deve fare una domanda. Ci vediamo alle 8 fuori. Vabbè, dai. Che senso ti fa scrivere un disco? Che senso ti fa scrivere un disco? Che senso ti fa? Dovrebbe essere come fare un figlio, che proverò È in un là. partorire un qualcosa, insomma, in questo caso un'opera d'arte, una comunicazione. Sì, più o meno lo paragono a quella cosa che ancora devo provare, però è come avere una famiglia, come fare un figlio, come amare un qualcosa di irraggiungibile. E il disco e i brani sono come i figli, sono come l'amore che i genitori danno a loro. Senti Luca, poi in molte prima mi hanno chiesto, ma questa è un po' confidenziale come domanda, ma Alice? Alice è fidanzata, sta bene, no, sta facendo un nuovo lavoro anche lei. Un film se non sbaglio. Anche un film. Sia una fiction che un film. Bello. Ci vediamo poco, quel po' di tempo che ci incontriamo è intenso, ci vediamo un giorno al mese. Speriamo che sta bene, che sta tranquilla, che guarda la televisione quando sta a casa. Ecco. Ma la stai vedendo l'ultima edizione di Amici? Sì, sì. Ti piace qualcuno in particolare? Ancora devo capire chi, però ci sono parecchie persone interessanti. Bene, lo volete sentire cantare?